Comunicati al veleno su Punta Bianca, società Agragas Calcio e Amministrazione, ma anche sul servizio scolastico di assistenza ai disabili. Inaugurato un campo polivalente coperto intitolato al sindacalista di Corleone, vittima della mafia Placido Rizzotto. Il peperoncino costringe alla fuga 5 ladri a Licata, arrestato tunisino a Ribera per droga. Contagi Covid in aumento, all'ASP di Agrigento, procedure in corso per i nuovi primari. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della riserva di Punta Bianca. La Regione avvia la procedura, ma non ha ancora individuato un territorio alternativo per le esercitazioni militari. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Ambiente, via libera dalla Regione all'istituzione della riserva di Punta Bianca. Inizia così il percorso per l'istituzione della riserva naturale di Punta Bianca e Scoglio Patella nella nostra provincia di Agrigento, a pochi passi da San Leone. Il governo Musumeci, su proposta dell'assessorato al territorio e ambiente Cordaro, ha avviato l'iter per la creazione dell'area protetta su circa 300 ettari ricadenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro, attraverso l'inserimento nel piano regionale dei parchi e delle riserve. Abbiamo voluto dare un impulso definitivo, commenta così il presidente della regione Musumeci, alla procedura per porre sotto tutela un'altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita fatta nell'Agrigentino. L'obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile, anche se non ingessata. Per i comuni interessati sarà una nuova opportunità di sviluppo nel rispetto del paesaggio. Con questa delibera di giunta, aggiunge l'assessore all'ambiente Totò Cordaro, abbiamo posto una prima pietra per proteggere un luogo di grande valore ambientalistico, un percorso che adesso è irreversibile. Il sito, ricordiamo, era già stato identificato come area di notevole interesse pubblico nel 2001 da un decreto dell'allora Assessorato regionale ai beni culturali e ambientali. I comuni di Agrigento, Palma di Montechiaro nella primavera di quest'anno avevano anche aderito alla proposta di istituzione della riserva. In merito abbiamo sentito l'ambientalista Claudio Lombardo. Ovviamente noi raccogliamo con attenzione e soddisfazione questa presa di posizione e questa dichiarazione del governo Musumeci sulla apertura dell'iter per istituire la riserva naturale di Punta Bianca. Però certamente dopo 25 anni, voglio ricordare a me stesso che la richiesta è giacente nei polverosi cassetti dell'assessorato dal settembre del 1996, ci saremmo aspettati oggi, anche alla luce di tutte queste polemiche e prese di posizioni, la comunicazione dell'istituzione della riserva e non dell'apertura dell'iter. Comunque in ogni caso è sempre una buona cosa. Manca però l'individuazione da parte del governo del terreno alternativo per effettuare le esercitazioni militari che continuano a devastare il nostro territorio da 63 anni. Il governo Musumeci, oltre che istituire la riserva, deve trovare pure un territorio alternativo per l'esercitazione. La politica regionale continua a non raccontare la verità sull'istituzione della riserva naturale di Punta Bianca e quanto si legge in una nota stampa del deputato agrigentino Michele Sodano che prosegue. Ho letto la recente rassicurazione dell'onorevole Savarino a Belen Rodriguez, la celebrity che in questi giorni ha sollevato il tema delle rovinose esercitazioni militari che insistono nello straordinario patrimonio naturale di Punta Bianca, premettendo che l'onorevole Savarino avrebbe dovuto prima di tutto dare riscontro alle interrogazioni parlamentari da me presentate per il semplice fatto che un atto di sindacato ispettivo della Camera dei Deputati vale più di un post Instagram di un personaggio dello spettacolo. Voglio puntualizzare che completamente inutile e perfino dannoso continuare ad annunciare che il presidente Musumeci abbia già avviato l'iter per l'istituzione della riserva naturale. Di che iter si parla? Possiamo leggere gli atti?
o l'avviamento dell'iter è solo un altro di quei continui impegni della politica siciliana che non troveranno mai realizzazione? E poi conclude Sodano: non si fa mai menzione a quello che ritengo il nodo più importante da me evidenziato e più volte sottoposto alla diretta attenzione del governo regionale, ciò che costituisce la premessa necessaria e fondamentale per istituire la riserva di Punta Bianca, ossia la liberazione dell'area da parte dell'esercito. Domando per l'ennesima volta all'onorevole Savarino: è stato già identificato il nuovo sito o siamo ancora nell'iter delle intenzioni e delle promesse? Gestione del servizio di assistenza agli studenti disabili ad Agrigento. Dopo il paventato stop denunciato dall'ex sindaco Firetto, l'attuale primo cittadino Miccichè rassicura sulla continuità del servizio ASACOM. Arturo Cantella. Sulla vicenda sollevata da parte dell'ex sindaco Firetto relativa alla mancanza dei fondi tagliati per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, arriva la precisazione del sindaco Miccichè, che afferma come l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione non è assolutamente vero che questa amministrazione ha tagliato i fondi. Il servizio è regolarmente partito in data 7 settembre ultimo scorso, di durata fino al 13 novembre, senza alcuna interruzione. L'amministrazione Miccichè assicura la continuazione del servizio denominato ASACOM fino a tutto il mese di dicembre, per poi proseguire dopo le vacanze natalizie fino alla conclusione dell'anno scolastico. Per l'assistenza igienico personale il servizio, afferma il sindaco, è di competenza delle scuole e quindi deve essere erogato dai dirigenti scolastici, come da parere del CGA della Regione Sicilia numero 8 del 20 maggio 2020. Ciò nonostante, continua il sindaco, vista la delicatezza dell'argomento, il 16 luglio ultimo scorso ho convocato i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi Agrigento Centro e Seneto, Anna Franca e Quasimodo, cui ho chiesto la reale situazione in cui versano gli istituti nella gestione dei servizi di assistenza igienico personale al fine della risoluzione di eventuali problematiche. Questi sono i fatti, afferma Miccichè, le chiacchiere le lascio a chi si diverte a fare disinformazione sulla pelle dei bambini. Ho incontrato nei giorni scorsi, su loro richiesta, una rappresentanza di genitori di ragazzi agrigentini che fanno uso di assistenza alla comunicazione, e anche gruppi di genitori che hanno bambini che hanno necessità dell'assistenza igienico personale. In particolare quelli dell'assistenza alla comunicazione lamentavano il blocco dell'attività che era stato paventato. Ecco, oggi il comunicato stampa che arriva dall'amministrazione in qualche modo rassicura tutti, rassicura noi, rassicura le famiglie, che questa continuità di servizio ci sia. È una pubblica assunzione di impegno e come tale la prendiamo e non abbiamo motivo di credere che non avvenga. Quindi questa pubblica assunzione di impegno che arriva oggi e che comunque non esisteva prima e che aveva messo in allarme le famiglie è qualcosa di rassicurante. In ordine poi all'intervento in quel comunicato stampa che viene fatto per quanto riguarda l'assistenza igienico personale, non possiamo, il consiglio che do all'amministrazione è che questi bambini vanno assolutamente tutelati. Molti di questi ragazzi non riescono, per come sono organizzate le nostre scuole e per l'esiguità della presenza di bidelli, non riescono ad avere l'adeguata assistenza igienico personale. Molti bambini, lo dico all'amministrazione, si fanno addosso, rimangono dentro le loro classi e le famiglie che oggi sono venute qui gridavano per le condizioni di difficoltà che si hanno. Allora non ci possiamo trincerare dietro una decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa. Non è il sipario che si chiude. Si ha l'obbligo, perché la politica è fatta dell'amministrazione, soprattutto la politica amministrativa è fatta di scelte, si tolgono da una parte e si danno a volte ad un'altra parte, quindi il sipario del Consiglio di Giustizia amministrativo non è una scusa che possiamo a buon diritto accampare, per cui si faccia come si fa in tante parti d'Italia, si istituisca un'attività specialistica di sostegno ad integrazione del servizio che viene lasciato
ai bidelli e si consenta alle famiglie di poter rimandare a scuola i figli, di farli andare senza dover essere chiamati da qualcuno che dice vieni a ritirarti tua figlia e portatela a casa. Così sta accadendo in diverse parti d'Italia con dei servizi specialistici integrativi, così sta accadendo nella vicina Caltanissetta, dove il sindaco di Caltanissetta ha fatto quello che è minimale che si faccia in un'occasione come questa, cioè ha fatto dei bandi integrativi per avere dei coadiuvanti che vanno ad integrazione delle attività che sono previste in capo alle istituzioni scolastiche. Con diverse mamme, diverse figure professionali, abbiamo chiesto anche all'ex sindaco di aiutarci a sollevare questa problematica così fondamentale come il servizio ASACOM e il servizio igienico per gli alunni con disabilità. Diciamo che questa riunione è stata molto proficua e che ringraziamo per l'interessamento e ci auguriamo che questo incontro sia risolutivo e che possa portare a raggiungere l'obiettivo che noi genitori ci siamo prefissi, cioè quello di assicurare sia l'assistenza igienica ai bambini e soprattutto alla stessa stregua l'assistenza dell'ASACOM, così fondamentale nel percorso scolastico dei nostri ragazzi. E la società Acragas lamenta il totale disinteresse della nuova amministrazione comunale nei confronti della società. Allo stato attuale vi è un silenzio assordante, dicono, da parte del sindaco Franco Miccichè e dell'assessore allo sport Costantino Ciulla, che ribatte: si tratta di un attacco gratuito. Vediamo. Botta e risposta tra la società di calcio Acragas e il comune di Agrigento. La società dell'Acragas riscontra con profonda amarezza, scrive in un comunicato stampa, il totale disinteresse della nuova amministrazione comunale nei confronti della società. Allo stato attuale vi è un silenzio assordante da parte del sindaco Franco Miccichè e dell'assessore allo sport Costantino Ciulla anche sull'accorato appello di avere in gestione lo stadio Esseneto per ammodernarlo a spese della stessa società, realizzando soprattutto l'impianto di illuminazione. Tutto tace, scrive la dirigenza dell'Acragas. Il nuovo sindaco non batte nessun colpo, non risponde alle richieste dei dirigenti biancazzurri e alle esigenze del club. L'Acragas e il suo futuro non sembra proprio interessare la nuova amministrazione comunale agrigentina, nonostante i tanti sforzi economici della società per allestire una squadra in grado di lottare per il salto in Serie D. La società, continua nel suo comunicato, non chiede contributi economici, ma solamente la possibilità di poter investire sullo stadio, anche per dare un futuro calcistico alle nuove generazioni. La classe imprenditoriale agrigentina sembra aver voltato le spalle all'Acragas. Gli unici sponsor sono quelle di aziende del nord Italia che credono fortemente nel progetto di rilancio del calcio ad Agrigento. La società della presidente Sonia Giordano e del direttore generale Giuseppe Deni non abbassa però la guardia e ha deciso di formare una commissione che settimanalmente proporrà al comune di Agrigento le iniziative che l'Acragas intende portare avanti. La commissione sarà composta, oltre che dai massimi dirigenti biancazzurri, dal capitano, dall'allenatore e da un paio di rappresentanti dei tifosi della squadra. La commissione andrà in pressing sul comune chiedendo di essere ricevuta dal sindaco e porterà a conoscenza della città e dei media tutto quanto accadrà. E intanto arriva puntuale la replica del comune di Agrigento da parte dell'assessore allo sport Costantino Ciulla, che scrive come sorprende il comunicato stampa inviato poc'anzi dalla dirigenza dell'Acragas alle testate giornalistiche. Siamo basiti per questo attacco gratuito all'amministrazione Miccichè, che da sempre si è mostrata pronta e disponibile all'ascolto e al confronto. Carissima Presidente Sonia, scrive l'assessore allo sport Ciulla, e carissimo Direttore Generale Giuseppe Deni, il Sindaco e il sottoscritto siamo ben lieti di ricevervi nei nostri uffici, come già precedentemente accaduto, unitamente alla commissione che avete deciso di formare per discutere ulteriormente di tutto quanto occorre alla società Acragas per raggiungere gli obiettivi e i traguardi calcistici che la città di Agrigento e i suoi tifosi meritano. Così l'assessore allo sport Costantino Ciulla.
A Palma di Montechiaro è stato inaugurato un campo polivalente coperto intitolato al sindacalista di Corleone vittima della mafia Placido Rizzotto. Arturo Cantella. Inaugurato il campo polivalente coperto a Palma di Montechiaro intitolato alla memoria del sindacalista ucciso Placido Rizzotto. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Interno e destinato alle aree periferiche che hanno necessità di strutture sportive per uscire dalla loro marginalità territoriale. Presenti all'inaugurazione le autorità locali, il prefetto Maria Rita Cocciufa, il questore Rosa Maria Raci, il comandante dei carabinieri Vittorio Stingo e il rappresentante del governo regionale, l'assessore agli enti locali Marco Zambuto e il nipote di Placido Rizzotto che porta lo stesso nome. Oltre che alle rappresentanze scolastiche palmesi e alla squadra di pallamano femminile, la Gattopardo, che avrà così finalmente un campo su cui potersi allenare e disputare le partite del campionato di Serie A2. Nel corso della manifestazione anche la collocazione di una targa in memoria alla vittima innocente di mafia, Placido Rizzotto. Nel corso dell'evento anche un'esibizione della neosquadra e per finire il lancio dei palloncini da parte di alcuni bambini. Un momento veramente emozionante, storico. Oggi inauguriamo questo campo coperto polivalente che da oggi si chiamerà il Rizzotto, dedicato a Placido Rizzotto, alla presenza delle massime autorità provinciali, di Sua Eccellenza il Prefetto, la signora Questore, il colonnello dei Carabinieri e il comandante della Capitaneria di Porto. Palma ancora una volta testimonia la sua volontà di cambiamento, di aver intrapreso quel percorso di rinascita sul quale non possono esistere tentennamenti. Oggi in una periferia della città abbiamo realizzato un presidio di cultura, legalità e di aggregazione sociale. Viva Palma di Montechiaro! È una struttura bellissima che è realizzata in una periferia proprio per valorizzare la periferia e renderla fruibile ai cittadini di Palma di Montechiaro. È un luogo assolutamente adatto a svolgere percorsi di legalità, perché qui si farà sport e i ragazzi impareranno le regole, impareranno il rispetto e queste sono le cose che vogliamo, è il messaggio che vogliamo trasmettere ai ragazzi che frequenteranno questa struttura, tra l'altro intitolata Placido Rizzotto, che non ha bisogno assolutamente di commenti. Una bella giornata per Palma di Montechiaro, una giornata che anche da esempio per tutti gli enti locali, nonostante tutte le difficoltà che ci sono di ordine burocratico, di ordine amministrativo, poi alla fine la perseveranza premia. Oggi regalare, donare al territorio una struttura sportiva di questo tipo è un momento di festa, ripeto, non soltanto per Palma di Montechiaro, ma fa da esempio anche a tutti gli altri amministratori che ogni giorno sono impegnati quotidianamente con 1000 problemi. Fa da esempio questo per andare avanti e riuscire a dare ai territori tutto quanto i territori aspettano. Ecco, che effetto fa avere dedicato la struttura qui a suo fratello? Molto orgoglio da parte nostra per questa decisione, per questa cosa, perché è una struttura che è rivolta ai giovani e quindi darà modo a chi frequenta questa struttura di interrogarsi su chi era questo personaggio e quindi interessarsi alle storie di legalità. Lo sport con la legalità si sposa, perché lo sport è, oltre che educazione fisica, è anche educazione al rispetto delle regole, al rispetto dell'avversario e quindi anche una scuola di legalità. E pertanto che Placido Rizzotto possa essere utile a questa causa è una cosa che ci riempie di orgoglio. Il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Lillo Pisano, interviene sugli ultimi ingressi nel partito, un bilancio post-elezioni, ma anche e al futuro che guarda al partito di Giorgia Meloni a partire dal Natale. Vediamo. Quali saranno le iniziative che la Regione prossimamente, in vista anche del prossimo Natale, organizzerà in Sicilia? Sì, diciamo che la Regione Sicilia, assessorato al sport, turismo e spettacolo, di cui io mi onoro di farne parte, sta facendo una serie di iniziative in tutte le grandi città della Regione Sicilia. Agrigento, oltre alle luminarie,
avrà anche delle attività di animazione nel centro storico e anche nella periferia. E noi siamo pronti, daremo un grosso contributo alla città di Agrigento per naturalmente affrontare il Natale e poi l'anno nuovo in felicità. L'iniziativa VTC Sicily continuerà? Sì, l'iniziativa continuerà e tra l'altro noi saremo protagonisti anche come Agrigento in giro per le fiere di tutto il mondo. Ma oltre a questo è un'iniziativa che è stata voluta dall'assessorato, in cui sta avendo soprattutto per il settore privato un grande riscontro. Ci saranno novità per la DMO che avete presentato qui ad Agrigento con l'assessore Messina? Sì, ci saranno delle novità. Entro fine anno la DMO di Agrigento presenterà un progetto di promozione turistica di alto livello, dove naturalmente andrà su tutte le reti nazionali. Già in questi giorni abbiamo avuto Rai 1 ad Agrigento con Linea Verde Life, hanno finito di registrare proprio in questi giorni, sarà presente il 13 o il 14 novembre su Rai 1 e già sarà un momento di grande promozione per la nostra città. Fratelli d'Italia come si inserisce nel dibattito futuro politico relativamente a una candidatura dell'onorevole Musumeci, che stiamo vedendo anche una spaccatura all'interno della Lega? Insomma, Musumeci si è fatto già avanti con un suo marchio e con una candidatura ufficiale. Quale sarà la vostra posizione? Fratelli d'Italia in questo momento fa parte di questa maggioranza e siamo leali fino all'ultimo giorno. Naturalmente si sederanno i nostri coordinatori regionali assieme ai coordinatori degli altri partiti del centrodestra e penso che troveranno la quadra su se dare il secondo mandato a Musumeci o se fare un altro presidente, proporre un altro presidente Siciliani. Ma questo naturalmente si vedrà strada facendo. Io penso che influirà molto febbraio, soprattutto con il nuovo Presidente della Repubblica, con la nomina del nuovo Presidente della Repubblica. Un partito che cresce anche in tutta la provincia, recentemente la nomina di Rino Lattuga come responsabile del settore pesca. Sì, Rino Lattuga è uno dei nostri ultimi, se così si può dire, acquisti, è una persona di grande qualità, di grande professionalità, un imprenditore, una persona che veramente ci fa la politica non per avere un ritorno economico, ma veramente per dare un contributo al nostro territorio. Fratelli d'Italia, io che rappresento il commissario provinciale, sono molto contento di quello che delle ultime elezioni che ci sono state in provincia di Agrigento. Abbiamo preso consiglieri ovunque, abbiamo preso una media dell'8-9%, è un partito che cresce, che va avanti e che naturalmente ha un obiettivo, quello di governare sia a livello nazionale e anche a livello regionale. A Ribera arrestato tunisino per detenzione di droga ai fini di spaccio. Arturo Cantella. I carabinieri della tenenza di Ribera, nell'ambito dei consueti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti predisposti con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo di Palermo, hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di anni 28, senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti di polizia e trovato in possesso di vari quantitativi di droga di diversa specie e denaro in contanti. In particolare, pregressa attività info-investigativa svolta sul territorio consentiva di individuare l'alloggio del cittadino tunisino ubicato negli immobili ormai abbandonati di via Tevere a Ribera. La perquisizione locale permetteva di rinvenire e sequestrare 8 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish e una somma in contanti di euro 860, costituita per lo più da banconote di piccolo taglio, materiale idoneo per il taglio e il confezionamento della sostanza. Ultimate quindi le formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, l'arrestato veniva posto in libertà in attesa del relativo processo all'esito degli accertamenti tecnici sulla sostanza in sequestro. 5 banditi, tutti con il volto coperto, sono entrati in azione all'interno del centro commerciale Il Porto di Licata e, forzando la saracinesca della gioielleria, hanno sottratto oro e altri preziosi che erano esposti negli espositori del negozio. Furto che è stato interrotto poiché si è azionato l'allarme con il sistema spruzzo di gas urticanti che ha di fatto messo in fuga i malviventi. Ad accertare che in azione è entrata una vera e propria banda sono stati i carabinieri della compagnia di Licata, che hanno verificato i filmati degli impianti di videosorveglianza della struttura commerciale.
Il danno ancora non è stato quantificato. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini. Non gradisce la presenza di 2 poliziotti e li ha prima offesi e poi minacciati. Protagonista un 50enne agrigentino che è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento dal personale della squadra volanti della Questura per il reato di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Tutto quanto poco prima della mezzanotte nel tratto compreso tra Porta di Ponte e Via Atenea. Il 50enne sobrio, mentre stava percorrendo il tracciato, ha visto avvicinarsi 2 poliziotti impegnati in un giro di perlustrazione del centro cittadino e all'improvviso è andato in escandescenza. Continua a dichiararsi pienamente dissociato da Cosa Nostra e da tutte le sue scelte del passato. Il noto boss di Brancaccio, Filippo Graviano, condannato per le stragi del 92-93, avrebbe infatti chiesto un permesso premio e doveva esserne anche abbastanza fiducioso sull'esito dell'istanza, perché ha allegato il diploma di laurea in economia e un certificato che attesta l'iscrizione ad un nuovo corso dell'Università dell'Aquila in economia e finanza. Dal 2019 pure mafiosi condannati all'ergastolo possono chiedere permessi, così ha stabilito, come più volte anche detto nel nostro notiziario, la Corte Costituzionale, ma a condizione che abbiano reciso i legami con la criminalità organizzata e che partecipino a percorsi rieducativi. Eppure per Filippo Graviano il permesso premio, almeno sino ad oggi, resta meramente una utopia, un sogno nel cassetto non realizzabile. Il giudice di sorveglianza dell'Aquila, Bianca Maria Serafini, ha infatti scritto che dalle informazioni di pubblica sicurezza e da quelle della Direzione Nazionale Antimafia emergono elementi precisi per ritenere la sussistenza dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, tanto che è stato prorogato nei confronti del detenuto il regime del 41 bis. Filippo Graviano, fratello di Giuseppe, pure lui in cella dal 27 gennaio 1994 con le stesse accuse, continua a negare di aver avuto un ruolo delle stragi. In merito alle sue responsabilità, di cui parla sempre in maniera ermetica, scrive ancora la giudice, dichiara che un solo pentito lo avrebbe accusato mentre altri 3 lo avrebbero addirittura scagionato. Dice pure che gli ergastoli sarebbero frutto di un teorema in quanto non condannato per essere esecutore materiale o mandante, ma perché non poteva non sapere di tutti quegli omicidi. La decisione del giudice dell'Aquila ripercorre così 3 pareri negativi espressi sul caso Filippo Graviano dalla Procura Nazionale Antimafia e dalle procure di Palermo e Firenze. Franca in Bergamo, sostituto procuratore della DNA, ha ribadito che la cosiddetta dissociazione non interrompe legami criminali, già che risulta essere solo una manifestazione di volontà astratta senza alcuna conseguenza pratica. Anche di recente Filippo Graviano si è infatti rifiutato di rispondere ai pubblici ministeri di Firenze che indagano sulle stragi del 93. Il 12 maggio dello scorso anno è arrivata la conferma della grande messa in scena di Filippo Graviano, il giorno dopo una puntata del programma di Massimo Giletti, Non è l'Arena, il boss sbottò allora d'aria dicendo queste parole a un compagno: quell'uomo di merda di Giletti e quel coglione di Matteo stanno scassando. E questo ve lo evitiamo. Il ministro fa il lavoro suo e loro rompono. Anche questo ve lo evitiamo. Erano i giorni delle scarcerazioni del boss durante il lockdown. Quelle di Filippo Graviano non sembrano però affatto le parole di un dissociato. Un agente della polizia penitenziaria fece subito una relazione di servizio. Qualche giorno dopo venne assegnata una scorta a Giletti. L'interesse di Filippo Graviano è quello di ottenere una revisione sulla sua posizione giudiziaria e ha ribadito di non essere disponibile a rispondere alle domande rivoltegli. Il sostituto procuratore di Palermo, Bruno Brucoli, ha ribadito invece, nel suo parere negativo al permesso premio, tali parole. Le più recenti indagini hanno accertato che il mandamento mafioso di Brancaccio è ancora attualmente particolarmente attivo ed operativo dal punto di vista criminale. In sintesi, i fratelli Graviano restano un simbolo indelebile per Cosa Nostra. Incidenza dei positivi in aumento in Sicilia, essenziali le terze dosi di vaccinazione. Arturo Cantella.
Sono 466 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 24.601 tamponi processati in Sicilia. L'ultimo dato di ieri dà nuovi positivi a 372 unità. L'incidenza sale così all'1,9%, ieri era all'1,4%. L'isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 840 casi. Al secondo il Veneto, quindi la Campania, quarto il Lazio e quinto l'Emilia-Romagna. Gli attuali positivi sono 7.639 con un decremento di 172 casi, i guariti sono 285 mentre si registrano altre 9 vittime che portano così il totale dei decessi a 7.042. Sul fronte ospedaliero sono 350 i ricoverati con 11 in meno rispetto alla giornata prima, in terapia intensiva sono 39, 2 casi in meno rispetto alla giornata precedente. Sul fronte dei contagi nelle singole province siciliane questo è il quadro: Palermo 64 casi, Catania 183, Messina 5, Siracusa 73, Ragusa 4, Trapani 50, Caltanissetta 29, Enna 27 e Agrigento 31. Intanto arrivano sollecitazioni da parte del governo a vaccinarsi con la terza dose agli over 60 e ai soggetti fragili. In merito abbiamo sentito il dottor Calogero Collura dell'ASP di Agrigento, responsabile del centro hub del villaggio Mosè della nostra città. Questa terza dose, considerando che l'indice va in aumento, abbiamo superato l'1,2, cosa dire, cosa raccomandare? Ecco, ci sono delle istruzioni in particolare, dottore? Sì, volevo innanzitutto chiarire che già è partita da qualche settimana la campagna dei richiami. I richiami vengono suddivisi in due tipologie: una è la cosiddetta dose addizionale e l'altra è la cosiddetta dose booster. La dose addizionale è riservata alle persone estremamente vulnerabili che possono effettuare la cosiddetta, la terza somministrazione in questo caso, ma è una dose addizionale che va a rinforzare appunto il sistema immunitario ed è dedicata in maniera esclusiva alle persone che hanno problemi con il loro sistema immunitario, quindi agli immunodepressi, che siano immunodepressi per cause primarie, quindi dovute a patologie o anche a problemi di tipo iatrogeno. Il paziente che si trova in condizione di immunosoppressione, per motivi di terapie che sono costretti ad effettuare, possono quindi accedere anche a partire da 28 giorni e si possono presentare anche nei centri vaccinali spontaneamente o dietro prenotazione o chiamata tramite SMS al sistema informatizzato. L'altra categoria di persone a cui è riservata la cosiddetta terza dose sono le persone che hanno già compiuto 6 mesi ovvero 180 giorni dalla somministrazione della seconda dose, ovvero dal completamento del ciclo vaccinale con qualsiasi tipologia di vaccino. Quindi questa è la novità. Le persone quindi possono tranquillamente computare e fare un semplice conteggio delle giornate che sono passate. Se sono trascorse quindi 180 giorni, possono accedere a qualsiasi centro vaccinale. L'hub di Agrigento, così come le altre strutture che sono dislocate nel territorio, sono pronte ad accogliere queste persone in qualsiasi momento in maniera molto veloce. Quindi la somministrazione, visto che adesso non esiste più il problema dell'affluenza, è molto agevolata dal punto di vista del tempo da dedicare a questo tipo di somministrazione. Ci sono delle categorie in particolari, mi riferisco ai medici, forze dell'ordine, questi insegnanti, questi. Sì, attualmente le categorie. C'è una soglia anche per questi? Sì. Vorrei elencare quali sono le categorie che sono state identificate inizialmente, che penso che sicuramente ci saranno altre categorie che andranno ad arricchire la platea di persone candidate ad effettuare questo tipo di somministrazione, ovvero la terza dose. Innanzitutto abbiamo quindi le persone
gli over 60 a questo punto, sì, perché comprende anche gli over 80, quindi da 60 anni in poi chi ha compiuto 6 mesi e ha fatto la sua seconda dose può tranquillamente effettuare senza prenotazione, presentandosi semplicemente con la tessera sanitaria. Poi abbiamo gli operatori sanitari. A parte gli operatori sanitari abbiamo anche le persone maggiori di 18 anni, quindi di qualsiasi età a partire da 18 anni, che presentano delle situazioni di vulnerabilità, quindi di patologie, che debbono corrispondere a una tabella ben precisa. Procede con celerità all'ASP di Agrigento il procedimento selettivo per la nomina dei direttori delle unità operative complesse di emergenza-urgenza dei presidi ospedalieri aziendali per l'individuazione del nuovo primario di pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Sciacca. Si sono svolte il 13 e il 22 ottobre scorsi le prime selezioni dei candidati ed una nuova seduta è in programma per il prossimo 26 novembre. Nel pomeriggio di ieri la prima seduta per la selezione del candidato per il pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, mentre nelle prossime date del 12 e 24 novembre sarà la volta del barone Lombardo di Canicattì. In itinere la procedura anche per l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento, creatura di Enzo Lauretta, ha rinviato l'annuale convegno a cui partecipano studenti provenienti da ogni parte d'Italia da dicembre a marzo per difficoltà economiche e il presidente Stefano Milioto ha inoltre invocato un consistente contributo da parte del Comune e del Parco dei Templi al fine di sostenere le spese necessarie. Ebbene, adesso si apprende che il Parco dei Templi, diretto da Roberto Scerratta, ha stanziato 17.000 euro per contribuire all'organizzazione e alla logistica dell'evento. Da 58 anni, fiore all'occhiello dell'offerta culturale agrigentina. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Viadotto Ritiro nella A20, da 2 anni interessato da lavori. La UIL lancia un appello ai sindaci tirrenici per far concludere presto i lavori. I dettagli nel servizio. La UIL chiama a raccolta i sindaci per invitare il Consorzio Autostrade Siciliane a trovare soluzioni per concludere in tempi brevi i lavori di messa in sicurezza del viadotto Ritiro sulla 20. Da circa 2 anni, evidenziano Ivan Tripodi, segretario generale UIL Messina, e Michele Barresi, segretario generale UIL Trasporti Messina, e Pasquale De Vardo, segretario generale Fenea UIL Tirrenica, gli abitanti della provincia tirrenica, in particolare da Villafranca, passando da Rometta fino a Venetico, ormai nei fatti Interland della città di Messina, subiscono più di altri il disagio di lunghe code sull'autostrada A20 in entrambe le direzioni, che penalizzano lavoratori, studenti e pendolari, ma anche attività commerciali e la stessa natura turistica della zona tirrenica. Da notizie stampa proseguono i sindacalisti. Risulta che volgeranno al termine nei prossimi mesi i lavori sulla corsia a valle del viadotto Ritiro e che una volta terminata su questa verrà dirottato tutto il traffico della 20 che per 10 km si dovrebbe sviluppare in unica carreggiata con doppio senso di circolazione al fine di procedere nelle attività sulla carreggiata lato monte. Per i sindacalisti si tratta di una follia. Ci risulta che nei prossimi giorni, continua la nota delle organizzazioni sindacali, l'impresa Toto Costruzioni presenterà al CAS una proposta progettuale alternativa per realizzare una rampa di collegamento tra le 2 carreggiate della 20, prima del viadotto Ritiro, al fine di ridurre il tratto a doppio senso di circolazione sulla carreggiata a valle dai 10 km previsti a soli 3 km. Il CAS, proseguono i sindacalisti, dovrà celermente condividere la proposta della Toto Costruzioni, poiché occorre evitare ulteriori pesanti penalizzazioni a tutti i cittadini di Messina e della provincia. In relazione alle dichiarazioni della UIL Messina, UIL Trasporti e Fenea UIL Tirrenica, Autostrade Siciliane precisa che è chiara volontà dell'ente rendere meno disagevole possibile la fruizione autostradale ad ogni viaggiatore e non solo ai pendolari. La proposta di progettazione della bretella, a cui si fa riferimento, evidenzia il CAS, nasce su precisa ed esplicita istanza avanzata all'impresa Toto dai tecnici dell'ente. Inoltre, pur rispettando ogni opinione, anche quelle inspiegabilmente disinformate e distanti dalle tradizionali finalità sindacali, si rende noto che l'amministrazione di Autostrade Siciliane non potrà celermente condividere la proposta della Toto, se non dopo gli eventuali esiti positivi
rilasciati da tutti gli organi istituzionali deputati, a seguito delle complesse valutazioni di fattibilità che devono tenere conto dei terminali di tempistica, costi e sicurezza. Un volume sulla diocesi di Nicolosi, il libro è di Enzo Di Natali. Vediamo. Professor Di Natale, ecco, lei ha pubblicato il 9° volume sulle diocesi, ora è la volta della diocesi di Nicosia. Questo 9° volume è stato dedicato alla diocesi di Nicosia. È un volume di 550 pagine con 1680 note, con cui racconto tutto quanto avvenne in un secolo nella diocesi di Nicosia. La diocesi di Nicosia si trova nel cuore della Sicilia, nell'entroterra della Sicilia, abbraccia diverse province e lì sta operando un nostro vescovo conterraneo, Monsignor Salvatore Muratore, a cui ho voluto dedicare questo libro che racconta tutto quanto avvenne nella sua diocesi nell'arco di un secolo. È un secolo ricco di eventi, un secolo ricco di fatti, ad esempio attraverso lo studio delle lettere pastorali di ogni singolo vescovo ho potuto evidenziare la catechesi, l'attenzione alle problematiche sociali, alla nuova evangelizzazione, al concilio, e cioè tutto quanto gira attorno ad una vita della parrocchia. Questo è il 9° volume che ho realizzato dopo quelli che ho pubblicato negli anni precedenti dedicati ad altre diocesi della Sicilia. Questa raccolta desidera dare un quadro completo sul cammino delle chiese di Sicilia, appunto nella nostra terra siciliana. La cattedrale di San Gerlando d'Agrigento non sarà fruibile per un mese, sono infatti necessari dei lavori di manutenzione che renderanno l'edificio temporaneamente non agibile. Don Giuseppe Pontillo, responsabile dei beni culturali della Curia, afferma: non vi è alcun problema di stabilità, occorre procedere a ordinare i lavori di manutenzione che non è stato possibile eseguire prima per il notevole afflusso di visitatori. Calcio eccellenza, nona giornata, le partite in calendario tra sabato e domenica. Carmelo Lentini. Si gioca la 9ª giornata del girone A di andata del campionato di eccellenza, una giornata importante che mette in evidenza alcuni scontri importanti sia per la vetta che per la bassa classifica. L'Acregas, dopo l'amara sconfitta di Castellammare, si presenta all'Esseneto per ospitare il CUS Palermo. Arbitro della gara sarà Nicolò I Melodia di Trapani. Proprio Castellammare sarà di scena invece al Gaeta contro l'Enna, mentre la Nissa ospita il Monreale. Domenica importante per il Mazzara, che sul campo di Marineo cerca punti, ma ha attenzione allo scontro Mazzarese-Canicattì, arbitro Michele Beltrano di Rimini, dove sono in palio punti importanti per l'alta classifica. Nell'anticipo del sabato il Don Carlo Misilmeri è ospite della Parmonval, alla ricerca di una vittoria che la consagri ai vertici della graduatoria. Per quanto riguarda le agrigentine, il Pro Favara gioca sul campo del Marsala, direttore di gara Fabio Caruso di Palermo, mentre a Sciacca è di scena il derby Unitas Sciacca Casa Termini, quest'ultima ancora senza allenatore per le dimissioni di Pino La Bianca. Dirigerà la partita Michele Piccolo di Pordenone. Ritornando all'Acragas, sul filo di lana del calciomercato, ha messo a segno un colpo roboante. È arrivato e si allena con la squadra il fantasista siculianese esterno d'attacco Corrado Montalbano, che ha militato in C1, C2 e Serie D, con squadre del calibro di Trapani, Ribera, Leonfortese, Siracusa, San Cataldese, Marsala, Gela, Nissa e Mazzara. Montalbano ha iniziato la carriera con Pistoiese e Montevarchi e in carriera ha segnato 35 reti in totale. Si allunga la rosa dunque a disposizione del tecnico moldavano, che può contare su una rosa di alto livello. Intanto la squadra dovrà fare a meno del difensore Alfonso Cipolla, fermato per una giornata dal giudice sportivo,
in conseguenza ad una diffida poi maturata con l'ennesima ammonizione. Il CUS, allenato da Giancarlo Ferrara, non ha mai vinto in questo campionato e ha totalizzato 4 punti in conseguenza di altrettanti pareggi e sconfitte. La battuta d'arresto di Castellammare non sembra aver lasciato strascichi importanti, anche perché si è perso un'occasione propizia per balzare in vetta alla classifica. Purtroppo determinate situazioni sono costate care e ciò dovrà servire da insegnamento per il futuro. Il campionato è infatti ancora lungo, devono arrivare gli scontri diretti, la maggior parte dei quali verranno disputati nel girone di andata allo Stadio Seneto. La società è molto attenta all'evolversi del mercato calcistico, ma tutto dipende anche dal futuro cammino che la squadra effettuerà sino al completamento del girone di andata. La gara Akragas Cus Palermo avrà inizio alle 14:45. Infine, con una nota ufficiale, la LN di Sicilia fa sapere di avere definito le date della Coppa Italia di Eccellenza dei quarti di finale, in attesa di definire poi la data del sorteggio degli accoppiamenti. I quarti si giocheranno con una gara di andata il prossimo 1 dicembre, con ritorno il 15 dello stesso mese. Le semifinali invece il 5 gennaio del prossimo anno, con il ritorno il 12, sempre dello stesso mese. Infine la finale mercoledì 26 gennaio del 2022. Questa è una piazza molto stimolante, quindi insomma è difficile dire di no e rinunciare a fare una stagione per questa società. Primi allenamenti con i nuovi compagni di squadra, che gruppo è l'Akragas? È un bel gruppo, una squadra molto compatta e soprattutto di qualità, c'è un grande spessore sia al lato tecnico e sotto l'aspetto umano. Per conoscerti meglio, che giocatore è Gaetano Bellanca? Io sono una mezzala offensiva, quindi cerco di abbinare corsa, quantità sotto la fase offensiva, quindi di propormi e dare un sostegno agli attaccanti. Obiettivi personali, ambizioni per questa stagione che adesso entra nel vivo? Adesso è una lunga corsa, sarà una stagione molto intensa e ci sarà bisogno dell'appoggio di tutti i componenti del gruppo. Quindi spero di, ovviamente a livello personale, fare il numero di partite più numero di partite possibili e dare una mano alla società, e quindi automaticamente sarà una soddisfazione sia personale che a livello del collettivo. Domenica la sfida contro il CUS Palermo, qui in casa indosserete anche le nuove maglie. Che Akragas ti aspetti in campo e che avversario ti aspetti contro i biancoazzurri? Allora, l'Akragas sicuramente cercherà di dominare la partita e guadagnarsi i 3 punti. Penso solo a noi, perché è la cosa più importante. L'avversario sicuramente ci darà filo da torcere, però come squadra possiamo sicuramente soddisfare gli obiettivi della società e dei tifosi. Urbano, ultimo arrivato in casa Akragas, finalmente indossi la maglia bianco-azzurra. Ti hanno cercato per parecchi anni e adesso è arrivato il momento di sudare per questa maglia. Sì, era un desiderio che volevo anche io da diverso tempo, però il calcio sappiamo com'è, a volte è possibile, a volte non è possibile. È arrivato in un momento secondo me giusto della mia carriera, dove potrei dare il massimo per tutti gli anni che rimangono da giocare, perché questa piazza merita tanto secondo me. È la piazza in cui io sono vicino casa, cresciuto, è come se fosse casa mia, e quindi cercheremo di portare a termine quello che tutti abbiamo nel discorso di campionato e di Coppa, perché entrambi sono degli obiettivi che abbiamo. Le tue aspettative? Le mie aspettative sono quelle di dare il massimo per questa città, per questa maglia, per i miei compagni, per il mister, per la società, perché hanno voluto con tutto l'impegno e con tutta la buona volontà di portarmi qui in questo bellissimo gruppo e portare quello che io posso dare a disposizione di tutti coloro che hanno voluto questo desiderio e obiettivo. Secondo giorno di allenamento con l'Akragas, come ti sembra questo gruppo e dove può arrivare secondo te? Allora, secondo me bisogna lavorare tanto. Il mister in 2 giorni mi ha dato buonissime impressioni, i compagni sono compagni con cui ho già giocato, ho avuto delle esperienze sempre positive, quindi
non manca nulla per portare a termine quello che dobbiamo portare a termine. Pronto per domenica contro il CUS Palermo? Sempre a disposizione per il mister e per la squadra e per i compagni. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.